Allora, dovrei essere finalmente online, perdonatemi, ma questo, per il ritardo, ma questo delinquente di Facebook non accetta più Chrome come browser per lanciare le dirette, quindi mi sono dovuta installare super rapidamente Firefox, che ringrazio per la disponibilità, cioè per l'essersi installato subito, per cui sono arrivata un po' in ritardo per questo. Aspettate che accedo anche ad Instagram. E così iniziamo subito con i nostri incontri di lettura. Ve li avevo promessi, ero in ansia perché non riuscivo ancora a realizzare questi incontri e invece eccoci qua. Ciao Simo, benvenuta. Allora, vediamo un po'. Eh, In diretta, adesso andiamo in diretta anche su Instagram. Ce l'ho fatta. La tecnologia mi si sta ribellando contro. Ok, rivoltando in realtà contro. Oggi tutta colorata, sì tesoro, ero un po' più vestita ma c'è un caldo incredibile e io sono a Cagliari e c'è un caldo notevole per cui ho dovuto fare una delle cose che tutti noi dovremmo fare in questo periodo ma penso si stia rimandando. Che cosa? Il cambio guardaroba, non so se voi l'avete già fatto, io ci sto provando, ho fatto quello di Rebi ieri e oggi sto iniziando col mio, ma il mio è un'impresa avventurosa, per cui ci vorrà del tempo. Questa era l'unica cosa pseudo-estiva che avevo in armadio. Ciao, benvenuti amici di Instagram e amiche di Instagram e benvenuti amici di Facebook. Allora, oggi siamo qui per leggere, anzi in realtà io leggerò e voi ascolterete se vi farà piacere e poi magari parleremo del brano che ho deciso di leggere. Tanto per cominciare, come state? Spero che stiate tutti bene, spero che la ripresa del lavoro e degli impegni soliti stia andando per il meglio. Io sto riprendendo un pochettino con il ritmo da esterna, anche se in realtà sono uscita ancora poco. Giovedì andrò a fare la spesa, grande, grande, grande entusiasmo per questa uscita un po' più libera e niente, adesso aspetto un pochettino di riniziare con le presentazioni, quelle concrete, vere, per davvero quelle per cui ci si tocca, anche se temo che per quelle dovremo aspettare fino a settembre. Per cui appena mi daranno il via libera io prenderò la mia macchinetta, me ne andrò al mare e lì mi fermerò per lavorare, anche perché con la questione dei seminari che mi stanno piacendo tantissimo, sto però scrivendo molto poco, per cui a livello di produzione letteraria sono un po' ferma. In realtà questo non è un male perché sto facendo cose che mi consentono di imparare, tutta sta roba io la metterò nei miei libri chiaramente, però adesso ho molta voglia di scrivere, per cui a giugno, come finiamo con l'ultimo seminario sull'acqua dei fiori, sicuramente mi fermerò e riprenderò a scrivere. Ve lo annuncio, sto per terminare un saggio al quale tengo moltissimo, poi ve ne parlerò con più abbondanza di dettagli, vi dirò come si intitola e quant'altro, però voglio avercelo pronto. Ho già un nuovo romanzo pronto, però non so, penso che il finale dovrò cambiarlo, quindi ancora fermo lì. Però ci tengo molto, in questo nuovo romanzo si parlerà di panificazione, si parlerà di antenate e quindi è qualcosa al quale io tengo moltissimo. E poi ancora che altro, ma soprattutto devo riprendere con Gianasa, ve l'ho detto che ci sarà sicuramente un seguito su Gianasa e adesso devo selezionare, devo individuare la nuova sorella che sarà la protagonista del nuovo libro e vedere un pochettino come far intrecciare la storia che in realtà ho già in mente, ve lo anticipo. Ciao, benvenuta Ale, ciao, benvenuta Mara. La quarantena mi sta facendo sempre più tonda in realtà. Allora, Luigia, benvenuta. La situazione cambio armadio è imbarazzante, sì, lo so ragazzi, ho bustoni di roba da dare perché poi dopo a un certo punto te ne devi liberare, tanto quella vecchia filosofia tanto che l'estate prossima sono più magra evidentemente non funziona, quindi darò alle più magre di me l'abbigliamento che ormai non mi va più bene ragazzi, dobbiamo farci una ragione, io perlomeno me ne devo fare una ragione. Allora, oggi siamo qui per leggere un piccolo brano tratto dall'amuleto. Pensavo di fare una lettura di tutto il libro, poi ho detto no, che noia infinita, anche perché poi sarebbe difficile tenere
nota di tutti gli incontri, per cui faremo una cosa un po' random. Quando avrò la possibilità, spero ogni lunedì, ma spero, è un'ipotesi, di prendere un brano a caso dei miei libri e condividerlo con voi, di modo che ci sia la possibilità per parlare di argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Adesso vi farò vedere il libro dal quale trarremo la lettura di oggi, quindi gli spunti di conversazione di oggi. Tenete in considerazione che sono delle immagini forti, perché i miei libri sono maltrattati, molto maltrattati, nel senso che sono usati tantissimo, per cui le persone più sensibili per 5 secondi si tappino gli occhi, per favore, perché il mio libro ha scotch nel bordo e soprattutto è sottolineato, evidenziato, maltrattato, ma tanto amato in realtà. Maltrattato perché questa è la mia unica copia, nel senso che poi tutte le altre le ho condivise con amici, con parenti e quant'altro, e quindi questa ce l'ho da quando il libro è uscito, se non sbaglio nel 2014. Per cui tappategli gli occhi, 1, 2, 3, adesso lo faccio vedere. Allora, il libro è lui, l'amuleto, eccolo qua. Non so se qualcuna di voi maltratta, o di voi presenti ragazze, ragazze, uomini, ragazzi o bambini, insomma se ci fossero anche bambini, maltratta i libri, io purtroppo lo faccio. Ciao Sara, benvenuta, tantissimi amici anche su Instagram, anche se l'orario magari non è dei migliori. Ecco, il brano è questo, sottolineato, evidenziato, e quant'altro, però per me è importante poter sottolineare, mettere a fuoco le parole sulle quali mi devo trattenere, quant'altro, perché altrimenti è un danno quando si legge. Ho seguito qualche anno fa con un'amica carissima e bravissima un seminario di lettura creativa, non so se ha sortito molti effetti, ma comunque proviamoci. La cosa importante non è come leggerò oggi, ma soprattutto le cose che leggerò, perché potremo parlare di tante cose, per esempio di streghe, per esempio di acqua, per esempio di vento in Sardegna, e vedremo un pochettino anche la trama del libro. Io non so se le presenti abbiano già letto l'amuleto, qualcuno di voi l'ha già letto? Vedo che sono tutte signore praticamente. Ciao Valentina, benvenuta. Simona, Alessandra. Ok, vediamo qui se qualcuno di voi l'ha già letto, me lo scriva, scrivetemi anche se vi è piaciuto. Ciao Federica, benvenuta. La storia dell'amuleto è una storia abbastanza semplice. L'idea mi venne molto tempo fa, stavo rientrando dal mare e mamma mi stava raccontando una vicenda di una persona che mi suggestionò così tanto che pensai, che dissi, sarebbe molto bello ambientare all'interno di questa storia una substoria, una nuova storia, per cui ho prelevato dei tratti, una ragazza che a un certo punto scompare e ci ho creato però effettivamente una storia nuova. L'amuleto segna, per quel che mi riguarda, un passaggio importante, perché i miei libri precedenti, che sono stati Estantigoriu e Creature fantastiche in Sardegna, sono stati dei libri di raccolta. Io sono arrivata alla tradizione popolare sarda da profana, perché? Perché a casa in realtà le leggende, le storie si raccontavano sì, ma nemmeno tanto, per cui alla fine quando io sono arrivata, grazie al mio percorso di studi, a questo grande mondo, infinito mondo di leggenda sarda, ho pensato che fosse meraviglioso, quindi mi ci sono approcciata proprio con degli occhi infantili, con grande entusiasmo, come in realtà faccio un po' con tutte le cose che entrano nella mia vita. E quindi la mia prima necessità è stata quella di accumulare, di raccogliere, di mettere insieme, tant'è che è nato Creature Fantastiche in Sardegna, e poi la voglia di approfondire era ancora tanta che è nato anche Stantigori, un nuovo approfondimento, quindi articoli che io avevo scritto per alcune riviste, oppure ancora articoli che avevo scritto per il blog, o articoli che ancora non avevo pubblicato ma che erano in attesa di pubblicazione. Per cui le mie prime due opere erano opere di studio, di ricerca, di conservazione. Avevo un'incredibile paura che tutto quello che io stavo imparando le altre persone non lo conoscessero, o comunque avevo paura che le cose andassero perse. Con l'amuleto in realtà la situazione è un po' cambiata, dopo che io ho avuto una base abbastanza solida di conoscenza di questo mondo. Dico abbastanza perché speriamo di non sapere tutto, e speriamo di scoprire ogni giorno cose nuove, o nuovi approfondimenti, o di vedere con altri occhi le vecchie cose che conosco. Insomma, arrivata a una certa base mi sono chiesta, va bene, tutto molto bello, ma
queste creature, queste figure, queste leggende, come mi possono tornare utile? Perché a me piacciono tantissimo, però se esistono ancora ci deve essere necessariamente un motivo. Sono ancora funzionali, sono dei fenomeni culturali, io lo dico spesso, i fenomeni culturali sopravvivono finché sono utili, altrimenti vanno a morire. Per cui mi son chiesta se effettivamente queste figure fossero funzionali alla nostra vita e ho deciso di fare un esperimento. Il primo esperimento, un esperimento dentro l'esperimento. Il primo esperimento è stato quello di scrivere un romanzo. Io fino ad allora avevo scritto solo saggi e racconti. Il romanzo è stato proprio un esperimento. Poi un giorno magari ci vediamo e vi racconto come nasce, come nascono i miei romanzi, che la cosa potrebbe essere magari interessante per chi si sta approcciando al mondo della scrittura. Quindi ho fatto un esperimento, ho chiesto a me stessa di tentare di scrivere una storia molto lunga che diventasse poi in effetti un romanzo e mi sono divertita da morire, tant'è che poi non ho mai più finito. Ma soprattutto ho cercato di inserire all'interno della storia queste creature, queste figure, queste leggende, questi miti, per capire se effettivamente potevano convivere ancora con noi. Allora, la risposta è che possono convivere ancora con noi e soprattutto che ci sono molto utili, molto molto utili, ci insegnano tante cose ancora oggi e sono funzionali alla scoperta di noi stessi e del territorio nel quale viviamo, ma anche e soprattutto nel territorio nel quale vorremmo vivere. Il territorio nel quale viviamo, per noi sardi, è la Sardegna, ma in realtà è un mondo idilliaco nel quale gli elementi hanno un'anima, l'acqua ha una madre, il vento ugualmente ha una madre, il grano pure, nel quale la medicina e la malattia hanno due personificazioni, addirittura la morte ha una personificazione. Insomma, un mondo animistico nel quale tutto è dotato di anima e tutto è dotato, essendo dotato di anima, merita necessariamente il rispetto. Un mondo non consumistico all'interno del quale noi non siamo oggetti di consumo o soggetti meglio di consumo, ma nel quale noi ci buttiamo dentro la natura, ci conversiamo, dialoghiamo. Insomma, questo libro per me è stato un modo per applicare tutto quello che sapevo alla realtà e ho visto che le cose funzionavano. Ecco, da quel momento in poi io, come Claudia, non sono stata più la stessa. Questo romanzo, scriverlo e poi capirlo, perché poi effettivamente tu scrivi di getto, però poi alla fine lo devi capire quello che è scritto. Scriverlo, capirlo, interiorizzarlo per me è stato importantissimo, tant'è che immediatamente dopo poi sono nate le opere delle quali parlerò in altri motivi, e lì c'è una Claudia sicuramente più matura al livello di consapevolezza e di conoscenza. Adesso che vi ho ben bene ammorbato con le mie filosofie, iniziamo con la lettura. Allora, Maria Rita mi dice che l'ha letto ed è molto bello, ti ringrazio. Scorrevole, ricca di tradizioni, molto interessante. Spero, sì, le piacerebbe, a Simone piacerebbe sapere come nascono i romanzi, mentre su Instagram mi salutate tutti, vi saluto anch'io e adesso partiamo con la lettura. La lettura è tratta dal capitolo 4, Amuleto Edizioni Condages, la mia grande casa editrice che mi supporta sempre. La cucina si articolava intorno a un fuoco che riscaldava non solamente Cecilia e Antonio, ma anche gli spiriti che dinanzi vi sostavano. Cecilia era sempre attenta a non lasciare sopra il fuoco acceso il treppiede vuoto e sapeva bene che quando il vento tirava forte, l'uscio doveva essere chiuso con 2 sbarre più testarde dell'impetuoso avversario. Is animas malas presto o tardi si sarebbero arrese e quel disgraziato, che di lì a qualche chilometro era prossimo alla morte, sarebbe stato trascinato via da quelle che lo avevano atteso per una vita intera. Legato al petto portava un nastro giallo che avrebbe cacciato via qualsiasi brutta notizia, e durante le sere più dolci, quando il clima e la voglia lo consentivano, quelle poche famiglie del circondario si riunivano attorno a quello stesso fuoco e Cecilia intratteneva lo scarno pubblico familiare raccontando le storie che la nonna le aveva insegnato molti decenni prima. Le avrebbe poi raccontate alle proprie figlie e ai propri figli, e il ricordo di ieri non si sarebbe mai perso sciogliendosi nel domani. L'ordo di Cecilia era un lenzuolo di terra che non conosceva segni di confine, ricco di tutte le erbe che necessitavano per crescere, di più cure rispetto a quelle che natura poteva regalare.
Per il resto, il boschetto di San Saturno, poco a valle, che custodiva quelle fantastiche pozze d'acqua antiche costruite dai Smannusu e una sorgente naturale, ebbene, quel boschetto era capace di offrire qualsiasi cura, servizi agli uomini e alle donne. Era lei, Cecilia, che curava il circondario, era lei che chiamava Maimone quando la pioggia non cadeva o che domandava alla luna di scendere quando il raccolto era in pericolo, di notte, circondata dalle perdas fittasa che sorgevano poco distanti dalla propria casa. Nella stanza da letto che guardava a est erano stati concepiti tutti gli 11 figli, ad eccezione di Chiarella, figlia della passione dell'acqua, uno per ogni ritorno di Antonio dal pascolo. Poi Antonio era morto e Cecilia aveva badato da sola ai 5 figli che le erano rimasti. 6 se li era portati via a Sastria, anche se lei ogni sera gentava fuori dall'uscio chicchi di grano per ringraziarsi quella creatura. Dopo Antonio non aveva più accolto alcun uomo nella sua casa e al figlio maggiore, qualche giorno prima di morire, aveva chiesto di essere seppellita non distante dal suo orto per vegliare sulla sua casa e sul suo raccolto di ogni stagione. Non aveva fatto in tempo a insegnare le sue storie a Kallina, la nipote, eppure la bambina le avrebbe ascoltate da altre, scolpendole nella sua memoria di ferro. A raccontargliele ci pensò sua madre, la figlia di Cecilia, la figlia della passione e dell'acqua, ossia Chiarella. Ecco, questo è un brano al quale io tengo molto, avete visto quanto è evidenziato e quanto è sottolineato, perché c'è una somma di vari elementi che a me piacciono moltissimo e adesso vorrei parlarvene. Non ci potremo soffermare troppo a lungo perché mi è stato spostato un appuntamento alle 17:30, però possiamo fare già tanto stando insieme. Allora, il primo elemento sul quale io vorrei richiamare la vostra attenzione è questo: il trepiede vuoto e il fuoco davanti al quale sostano gli antenati. Ecco, in Sardegna il fuoco è un elemento importante, custodisce le anime, gli spiriti, i fantasmi, chiamiamoli come vogliamo, le anime, a me piacerebbe più pensare, degli antenati, uomini e donne, figure senza tempo che proteggono gli eredi, quelli che restano, cioè che poi saremmo noi in realtà. Tant'è che secondo alcuni, mettendosi davanti al fuoco, molte malattie che avevano a che fare con l'intelletto e con la mente potevano sparire, perché gli antenati, i nostri cari antenati, ce ne sono di varia natura ovviamente, ci sarebbero corsi in soccorso, ci avrebbero aiutato. Il fuoco però è anche un elemento che attira insieme, in collaborazione con altri elementi, figure innominabili. Perché? Perché Seremigu, il nemico, per esempio in Sardegna non deve essere nominato. Ebbene, se il trepiede viene messo sul fuoco senza una pentola, si diceva in Sardegna, questo ci riporta a Grazia Deledda, ecco, in quel caso noi staremmo dando ospitalità o buona accoglienza a Seremigu, il diavolo per intenderci, e quindi lo inviteremo a sedersi in questa sedia che appunto metterebbe il suo fondoschiena sul fuoco al posto del grande tegamone che magari ci poteva stare sul fuoco. E questo è un elemento che è presente nel libro. E ovviamente fa riferimento, e chi ha già letto l'Amuleto lo dovrebbe aver intuito, capito benissimo. C'è anche l'elemento del fuoco, scusatemi, del vento. Cecilia sa bene che quando il vento tira forte bisogna chiudere la casa per varie motivazioni, una motivazione funzionale. Ciao Carolina, benvenuta. Non vogliamo assolutamente che il vento ci entri in casa, ma non solo perché porta confusione, porta sporcizia, porta terra, porta foglie, insomma quello che è, ma anche e soprattutto perché all'interno del vento vivono una serie di elementi che non sono sempre positivi. Ci possono essere fantasmi che hanno un'accezione, un'attitudine non esattamente positiva e benevola, ma soprattutto ci potrebbe essere il vecchio nemico di cui vi ho detto, Saremigu, il diavolo, che quindi ci entrerebbe in casa. Quindi Cecilia sa che deve sbarrarla questa porta, e con una certa consistenza e con una certa attenzione, ma soprattutto Cecilia ha sul petto legato un fiocco che in realtà è il suo amuleto. Cecilia è una donna veramente povera. All'inizio del libro è presente una piccola cronostoria. Cecilia è nata nel 1860 ed è la capostipite della famiglia della quale io vi sto raccontando, la famiglia Tanca, intesa però al femminile, non al maschile.
Scusa, puoi ripetere da che libro è estratto questa lettura? I quaderni di Maglia è estratta da L'Amuleto, l'autrice sarei io in realtà, quindi non lo so, se poi hai domande scrivimi tranquillamente e cerco di risponderti. Ha un amuleto al collo Cecilia, è nata nel 1860, è molto povera, con suo marito stanno cercando di colonizzare un territorio che è molto rigido, molto duro, molto doloroso. Io ho preso spunto come territorio da Castiadas, che è una terra, Castiadas, che amo moltissimo, e chi la conosce sa perfettamente che ha avuto un passato molto particolare. Le famiglie che sono andate lì alla fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento hanno trovato una realtà particolare, c'era una colonia penale, la più grande colonia penale d'Italia, ma soprattutto ha trovato anche una zona molto dura, bellissima ma durissima. Ecco, io mi sono ispirata, ovviamente non l'ho ambientato a Castiadas, però mi sono ispirata anche a quel genere di idea, a quel genere di territorio, di filosofia, tanto bello quanto difficile da vivere. Ebbene, Cecilia e Antonio arrivano in questo territorio, Cecilia è poverissima, però sa che si vuole proteggere, lo fa attraverso le erbe che lei conosce bene, ma lo fa anche attraverso degli oggetti. Il fiocco giallo nella zona centrale della Sardegna è un ottimo amuleto. Non mi soffermo sulle spiegazioni. Nel Campidano, dove vivo io, il verde è il colore che protegge, nella zona più centrale in realtà è il giallo insieme al rosso e tanti altri colori. Comunque Cecilia evidentemente assimila questa idea di portafortuna, di talismano, di amuleto. Ho i capelli impazziti oggi, ragazzi. E si lega al collo questo fiocco giallo. Molto bello pensare che quando compri un amuleto nella zona di Nuoro te lo vendono o te lo regalano, eventualmente quello te lo regalassero con un fiocchetto giallo. Questo mi riporta sempre col pensiero a Cecilia. Quindi Cecilia è attenta a questi dettagli, li rispetta, li tutela, ha pazienza nel seguire questi dettagli, e Cecilia è la donna che dà avvio alla grande famiglia che poi ci porterà a Virginia, che è la protagonista del libro. Fra un attimo vi dirò cosa fa Virginia. Voglio però dirvi, per esempio, del boschetto di San Saturno che ho citato nella parte che diceva: per il resto il boschetto di San Saturno offriva qualsiasi erba fosse utile per la cura degli uomini e delle donne. Anche per San Saturno ho preso spunto dalla realtà. E qual è la realtà? La realtà è di un altro bosco che non si trova vicino a Cassiadas, ma si trova molto più a nord, e si trova a San Saturnino, che in realtà non è un bosco, ma è una zona bellissima, è al confine tra Bono, dove io ho ereditato, diciamo, per via di mio marito. Ho la possibilità di utilizzare, grazie alla presenza di mia suocera, una bellissima casa. Loro sono originari di Bono, nel Gocciano, un territorio meraviglioso, e ho avuto la grande fortuna di conoscere la chiesetta di San Saturnino e soprattutto le terme. E infatti in questo libro c'è un bosco di San Saturno, non è esattamente la stessa cosa, ma ovviamente la citazione è quella, perché chi ha visto la zona, chi ha visto la chiesa, sa benissimo che accanto alla chiesa sono presenti delle bellissime terme riutilizzate in epoca romana, ma probabilmente molto più antiche, ancora oggi fruibili. Poi ci sono le terme Aurora, se non sbaglio, che in realtà sono chiuse, sono private, però sono rimaste alcune grandi pozze d'acqua, esattamente quelle di cui si parla in questo libro, che sono fruibili a tutti. Quindi in questo libro c'è anche questo riferimento a un territorio che esiste realmente ed è veramente molto bello. Se volete poi condivido con voi anche un post che ho scritto in merito a queste pozze d'acqua, e voi potreste eventualmente scoprire dove si trovano, a cosa servivano, e magari andarci anche non appena ci sprigioneranno tutti quanti. L'acqua è l'elemento della freschezza, ma soprattutto dell'abbondanza e della fertilità, tant'è che una delle figlie, Chiarella, che continuerà i racconti di famiglia della famiglia Tanca, è quella che è stata generata all'interno evidentemente di quelle pozze, all'interno di un bosco. Immaginatevi che romanticismo, l'amore dentro un pozzo a contatto con l'acqua, elementi di grande fertilità, di grande abbondanza, di grande generosità, che effettivamente si legano alla figura di Chiarella.
E quindi questa figura, queste doti ho voluto raccontare regalare a Chiarella, che poi è una narratrice, è una ragazza che racconta, una donna che racconta e che insegna a sua figlia tutte le leggende che la mamma, tutte le attenzioni che la mamma le aveva donato e le aveva regalato. Cecilia sa fare un sacco di cose, si dice in questo libro. Cecilia da definiremo oggi una bruscia, una maliarda, una maggiarza, insomma una donna che ci sapeva fare, una curatrice indiscutibilmente, perché curava, perché sapeva richiamare Maimone. Questa è la tradizione in Sardegna: quando la pioggia manca viene invocata questa antica divinità pluviale che effettivamente dovrebbe consentire la discesa dal cielo dell'acqua. Di Maimone però ne parleremo eventualmente un'altra volta. Quindi lei lo sa far scendere, ma sa fare una cosa che io adoro tantissimo: lei sa dialogare con la luna. Sì, i capelli sono imbarazzanti, ragazzi, perdonatemi. Lei sa dialogare con la luna. Cosa sa fare con la luna? La sa invocare, sa far in modo che la luna scenda. E anche la tradizione di far scendere la luna quando ne abbiamo necessità è una tradizione antica e bellissima, che noi abbiamo ereditato dalle vecchie streghe della Tessaglia e che ancora in Sardegna ai tempi di Giulia Carta era in atto e che ancora Cecilia mantiene. Fa scendere la luna non per fare qualche maleficio, qualche cattiveria, no, fa scendere la luna quando i raccolti sono in pericolo, quindi qualcuno la chiama, qualcuno glielo chiede e lei opera per il bene della società. Ciao Virginia, che mi scriva: bellissimo il tuo libro, io sono molto contenta che ti sia piaciuto, anche io ho voluto molto bene a questo libro. Antonio a un certo punto, dopo un tot di anni, 11 anni evidentemente, manca, muore, e Cecilia, fedele fino alla fine all'idea del marito, decide di non accogliere più nessun uomo dentro casa sua. Sarebbe stato sicuramente più vantaggioso per Cecilia avere un uomo che portava del denaro, che portava del cibo a casa, ma lei decide che non ne vuole altri di uomini. Lei ha avuto Antonio, le è bastato, hanno avuto una vita felicissima. Antonio, ad esempio, per renderle omaggio, le ha costruito una bellissima camera da letto esposta ad est, e gli ha anche costruito un piccolo scrigno segreto all'interno di questa camera da letto. Con un clic lei può spostare una tavola del pavimento e lì dentro può nascondere tutto quello che vuole. Un bellissimo regalo, una sorta di cassapanca non spostabile. E quindi lei ha amato tantissimo Antonio e Antonio ha amato tantissimo Cecilia, quindi quando Antonio muore Cecilia non ne vuole più sapere, non vuole più nessun uomo intorno, a patto che non siano ovviamente i suoi figli. Dei figli bisogna dire di Cecilia che lei ne ha avuto 11, ecco, io adesso sto pensando, mi faccio la seconda, non mi faccio la seconda, Cecilia ne ha avuto 11, ma con grande leggerezza evidentemente. Perché? Perché lo diciamo sempre, erano altri tempi, ma soprattutto quello che penso sia più veritiero, erano altre donne. Comunque Cecilia ha 11 figli, però 5 glieli porta via la strega. No, 6 se li porta via la strega e gliene rimangono 5. Chi è la strega è Sastria, Sagoga, Sasurbile, Sabruscia in alcune località della Sardegna. È una figura molto particolare in Sardegna, ne abbiamo già parlato durante i seminari, magari ne riparleremo in un altro momento. In questa parte del libro risulta chiaro che alcune donne cercano di, come dire, rabbonire questa figura, che non è una figura negativa, ma è una figura, cioè non è una figura negativa, non è una figura sicuramente positiva, perché ha a che fare con la morte. Noi oggi abbiamo questa concezione della morte che deve essere assolutamente esorcizzata. Un tempo in realtà si era molto più consapevoli del fatto che la morte c'era e con la morte bisognava fare i conti. Ecco, Sastria portava la morte, perché a un certo punto la morte deve arrivare. Poi è stata demonizzata, poi la stria non porta più la morte agli adulti, ma porta la morte ai bambini. Non solo porta la morte, ma addirittura li uccide, e li uccide in una maniera molto cruenta. Ma questa è un'altra storia, è una storia che arriva con la fase di cristianizzazione della Sardegna. Evidentemente Sastria doveva essere un tempo, a mio parere, per come la vedo io, l'espressione calante della divinità, cioè la fase di morte, chiaramente, che c'è.
signori e signore, dobbiamo tenerlo in considerazione. Una delle cose che io dico sempre quando parlo di morte è che se non ci fosse la morte non ci sarebbe la rinascita, quindi necessariamente è un passo che tutti noi dobbiamo attraversare, e Cecilia ne era consapevole, però ovviamente avrebbe voluto proteggere i propri figli, e conosce una tecnica che secondo alcuni è infallibile. In realtà con Cecilia non è stato infallibile. Lei regala ogni sera, quando gliele nascono i bambini, alla strega offre in omaggio dei semi, che sono semi d'orzo o semi di grano, ma in realtà la strega evidentemente non se ne cura, non li prende in considerazione, perché i suoi figli muoiono. Ora sarebbe molto utile capire se muoiono per via della strega, cosa che non credo, o se muoiono perché un tempo le condizioni igienico-sanitarie, ma anche alimentari, erano molto diverse rispetto a quelle che abbiamo noi oggi, quindi la mortalità infantile era sicuramente molto molto più alta. E chiudo il passo regalando una continuità familiare garantita da che cosa? Garantita dalle storie. Cecilia muore, e lo fa in una maniera molto romantica e molto bella. La, Cecilia la sua morte la prevede, tant'è che dice al figlio: senti, nel momento in cui io morirò, io non voglio che tu mi seppellisci in cimitero. Quando io morirò, tu mi devi seppellire vicino al mio orto, perché io sarò morta, ma non sarò andata via. Io rimarrò come antenata e rimarrò vicino a voi per vegliare giorno dopo giorno sul mio raccolto. E qual è il suo raccolto? Qual è il raccolto di ogni stagione? Il raccolto di ogni stagione sono i suoi figli, è la sua famiglia. Questa idea che quando si muore si va via è una cosa che mi fa accapponare la pelle. Per me in realtà quando si muore si rimane in un'altra forma, non siamo più così come siamo adesso, ma siamo in un'altra forma. Cecilia di questo ne è convinta, lei dice: seppelliscimi qui vicino, perché io vi voglio controllare, voi siete il mio raccolto, voi siete il mio raccolto di ogni stagione. Nel libro si dice, il narratore racconta che la voce narrante racconta che Kallina, che poi in realtà è uno dei pochi legami con il presente, siamo molto più avanti con Kallina, non ha potuto sentire le storie da Cecilia, ma poco male, perché le storie Cecilia le ha raccontate a Chiarella, e Chiarella le ha raccontate a Kallina, e Kallina le ha raccontate ad Agnese, e Agnese le racconterà a Domenica. Quindi c'è una continuità, c'è una bellissima catena che lega tutte le donne di questa famiglia. Ieri qualcuno, ora non ricordo chi, mi ha chiesto di raccontare che cosa sono le pietre bianche. Le pietre bianche, per quella che è la mia idea di antenate femminili e di antenati al maschili, è questa. Ho sempre avuto l'idea, perché tempo fa ascoltai una storia che mi suggestionò molto, che quando moriamo una parte della nostra anima si fermi all'interno di una pietra bianca, quindi quando una persona alla quale io tengo molto va via, io faccio una passeggiata e raccolgo una pietra bianca, che ho ancora oggi ovviamente con me, e mi sembra che parte di quella persona sia con me attraverso anche quella pietra, perché in quella pietra, secondo la mia idea, si è concretizzata, si è fermata, si è impigliata volontariamente una briciola di quella meravigliosa anima. Allora, Bidibo Blues, il libro è L'amuleto. Non ti preoccupare se ti sei collegata tardi, potrai vedere la diretta perché entro la lascio nelle stories. Idem per Facebook, la lascerò, se riesco a non cancellarla questa volta, la lascerò nel mio profilo. In merito a Cecilia, che si immagina la data della sua morte, il periodo della sua morte, diciamo che ci sono stati diversi esempi di donne che l'hanno prevista questa morte, o che pare che l'abbiano prevista. Molti anni dopo la scrittura di questo libro ho letto, cioè quest'anno, un bellissimo libro che io voglio consigliarvi, non ve lo posso mostrare perché l'ho ascoltato in realtà attraverso Audible. Il titolo di questo libro è, poi ve lo scrivo, La Valle delle Donne Lupo. Non è ambientato in Sardegna, è ambientato nel settentrione d'Italia, ma è un libro bellissimo, l'ha scritto Laura Pariani.
ci sono delle connessioni con la Sardegna da mettere i brividi, e c'è una donna che ha vissuto una vita molto particolare, molto strana, molto ricca, anche lei è una curatrice, ha una vita da curatrice, ha una famiglia di curatrici, anche questa donna prevede la sua morte. Lei fa una cosa anche migliore, se la scava la sua tomba, se la scava la sua tomba nella Valle delle Streghe, quella che tutti dicevano essere la Valle delle Streghe, e lì si farà ritrovare per confermare il fatto che lei, accidenti Selva la streghe, accidenti, la sua morte l'ha prevista, perché lei non era una donna convenzionale, lei sapeva quando doveva andare via e lo faceva come l'avrebbe fatto, come avrebbe detto lei. Un libro bellissimo, vi ripeto il titolo, La Valle delle Donne Lupo di Laura Pariani, cercatelo, io l'ho ascoltato su Audible, se voi volete compratevelo. Un libro che vi consiglio, a me è piaciuto moltissimo. Detto questo, io credo di avervi detto quasi tutto. Vi voglio salutare ricordandovi che, se riuscirò, ogni lunedì ci saranno questi appuntamenti di lettura e di approfondimento, diciamo. Per me è una bella occasione, faccio esercitazione con la lettura ad alta voce, ma soprattutto non perdo l'abitudine a presentare i miei libri, perché presto o tardi mi toccherà rimettermi in macchina e riandare in giro per presentarli. Soprattutto rimango in contatto con voi. Non leggeremo sempre l'Amuleto, prenderò dei brandelli, prenderò dei brani a caso dai miei libri, li leggerò e poi ne parleremo. Probabilmente la prossima volta leggerò Rebecca Reggianas e il carro di Nonnai, così posso anche riprendere a parlarne, perché no, ma BBD Blues non è Donne che corrono coi lupi, La Valle delle Donne Lupo è un altro libro ed è molto bello ugualmente. Te lo consiglio, non so se mi sono spiegata male o se magari si è sentito male. Quindi prenderemo un altro libro e farò un'altra lettura e poi ne parleremo. Adesso, se voi avete qualche domanda, io sono qui a far scendere la luna, un'espressione che da un po' ha tutto un altro sapore. Fra un po' ne parleremo anche in un seminario che si terrà non questa settimana, ma fra 2 settimane, il 29 di maggio se non sbaglio, nel quale si parlerà per l'appunto di luna. Quindi se volete informazioni contattatemi, L'erbe della luna. Un altro bellissimo libro è Donne che corrono coi lupi, evidentemente l'assonanza c'è, l'avete notata. Lo lessi molto tempo fa, Donne che corrono coi lupi, però per me, io non ho mai avuto tutte quelle costrizioni che l'autrice bravissima prende, ad esempio, per liberare le donne. Io ero già a un livello evidentemente diverso, per cui non sono riuscita a legarmi con quel libro così tanto, ma capisco perfettamente che è un libro che aiuta nel caso in cui ci siano ancora dei vincoli mentali molto forti che vanno necessariamente spezzati. Evidentemente molte donne e molti uomini ne vanno ancora soggetti. Allora, vediamo un pochettino se su Instagram c'è qualcosa. Richiesta di partecipazione. Perché mi fate richieste di partecipazione? Non lo so, ma qui non abbiamo domande. Qui in realtà fantastico, vicino al mio mondo, lo immagino. Serena, come stai? Benvenuta soprattutto. Ciao Ale, domande non ce ne sono, quindi evidentemente era tutto piuttosto chiaro. Allora, a questo punto io vi saluto e vi rimando al prossimo incontro che si terrà domani, non mi ricordo più a che ora, però forse alle 11, no, alle 15, ecco, diretta al lievito madre, alle 15, per parlare del nuovo seminario che si terrà, che terrò questa settimana. Ovviamente, come vi ho annunciato, si parlerà di lievito madre, quindi domani alle 15 ci vediamo in diretta su Facebook e su Instagram per parlare di questo. Vi darò delle anticipazioni, vedremo di che cosa parleremo all'interno di questo seminario, e se avrete le domande me le potrete porre. A questo punto, ragazze e ragazzi, io vi saluto, mi muto in lavoratrice di tipo diverso, ho un bell'incontro, incrociate le dita per me, si parlerà di Janasa, poi vi farò sapere tutto quanto. Ci sono dei lavori in corso comunque. Grazie per esserci state.
grazie per esserci stati, leggete l'Amuleto se volete, è disponibile in libreria ed è disponibile online, è disponibile in formato cartaceo ed è disponibile in formato ebook, leggetelo, scrivetemi se vi fa piacere, scrivetemi cosa ne pensate, scrivetemi i vostri dubbi, scrivetemi se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto e ci aggiorniamo. Grazie mille.